Pagina 84. Il ruolo dell'empatia nella sfera pubblica. Negli esempi passati in rassegna, identifico una determinata emozione che unisce nelle conversazioni e nelle azioni cittadini calabresi della provenienza sociale spesso molto diversa. L'empatia. Bisogna tenere presente che, soprattutto nel caso Bergamini, in quello del momento IL, si sono incontrate esperienze personali diverse, traiettorie biografiche anche molto differenti, di cittadini provenienti da retaggi, culture e storie biografiche non simili. Eppure, con il proseguire delle iniziative, con l'approfondimento della questione, il sentire di questi soggetti è entrato in comune. Poi, una volta incontratesi di persona, spesso faccia a faccia, per molti è stato possibile percepire l'empatia e praticarla. E quest'ultima ti ricorda quella emozione che permette di mettere in contatto la nostra esperienza e il nostro corpo con quella di un altro individuo. Empatia vuol dire allargare la propria esperienza, renderla capace di accogliere il dolore, la gioia altrui. L'empatia non è un atto conoscitivo o rappresentativo, bensì un sentire. L'empatia scava nell'esperienza, fa accadere qualcosa, approfondisce l'esperienza descrivendo la sua qualità di relazione vivente. Per Husserl, ad esempio, l'empatia rappresenta proprio l'atto che ci garantisce l'esistenza degli altri e delle loro prospettive, uno scambio di esperienze che rappresenta una prova che il mondo al di fuori di noi esiste. Sul punto, Boella chiarisce che lo stato empatico si compone di tre fenomeni fondamentali. 1. L'incontro fisico con l'altro. 2. Il ruolo giocato dall'immaginazione che dovrebbe condurre a una comprensione dell'altro. 3. La trasformazione di se stessi in seguito al riconoscimento dell'altro e all'apertura del nostro orizzonte d'esperienza. Possiamo riconoscere in tale analisi il processo che è venuto a crearsi a grandi linee anche nei casi che abbiamo analizzato. Da un incontro fisico con l'altro si è passati alla creazione di un sentire comune, a una reciproca comprensione delle aspettative e delle visioni dell'altro, per giungere poi a un riconoscimento delle aspettative e visioni proprie e altrui, al fine di giungere a un compromesso per tutelare l'interesse collettivo. L'empatia allora prende forma compiuta attraverso e grazie alla riflessività. In tal senso l'orizzonte di esperienza degli individui si apre e si amplia perché è la sfera pubblica che lo consente, frequentare lo spazio discorsivo in comune che essa costruisce vuol dire essere disposti a cedere una parte delle proprie sicurezze individuali per guadagnarne in confronto, per arricchirsi di stimoli e conversazioni, per cesellare strategie e tattiche tese alla tutela dell'interesse collettivo. Che l'empatia giochi un ruolo fondamentale nella sfera pubblica è bene sottolinearlo ancora. Anche Nuba tende a farlo quando evidenzia come grazie a tale stato emozionale e sentimentale riusciamo a metterci al posto dell'altro, ad assumere la sua prospettiva al fine di individuare criticamente i punti deboli della sua argomentazione, per portare alla luce e rendere quindi più profondi e forti i discorsi sul tema in questione. Attraverso l'empatia, sostiene Nussbaum, riusciamo a evitare lo stigma nei confronti dell'altro, che porterebbe soltanto una mitizzazione in positivo o in negativo, priva di vaglio critico, sviluppando invece ascolto e rispetto dell'altrui posizione piuttosto che aggressività o paura. E nella democrazia non funziona il gentleman colto, nutrito dalla saggezza delle diverse generazioni, ma serve un membro attivo, critico, riflessivo ed empatico di una comunità di uguali, capace di scambiare idee su una base di rispetto e comprensione per le altre persone che provengono da milieu culturali e sociali differenti. Si prova empatia nel secondo stadio evidenziato, quello in cui si condividono le emozioni provate e tale atteggiamento emozionale perdura anche durante l'argomentazione razionale, la trasformazione delle emozioni, la nuova condivisione emozionale. Grazie al sentire empatico è possibile ammantare la sfera pubblica di un'atmosfera di rispetto e comprensione per le tue posizioni, che porterà a una fortificazione e a un arricchimento collettivo. Riassumendo, da incontri e conversazione iniziale si passa alla condivisione di una o più emozioni create dal racconto e dalla scoperta degli eventi. Tali emozioni a loro volta contribuiscono a dare nuova linfa alle conversazioni e alle argomentazioni adottate nella sfera pubblica generatasi.
L'empatia in particolare fa sì che molti soggetti provino qualcosa in comune e attraverso il confronto conversazionale che riflettono in più momenti, a più livelli sull'azione da mettere in atto per affrontare la questione di interesse collettivo. Emozioni che spingono a nuove forme di riflessività e un agire colma anch'esso di sfumature emozionali. Come già chiarito in altre sedi, emozioni e ragione recitano un ruolo precipuo nelle pratiche sociali dell'individuo senziente, ma anche nelle azioni che prendono forma nelle sfere pubbliche analizzate, dove un rapporto più univoco tra argomentazione e prese di posizione, sia razionali che emozionali, contribuisce ad approfondire le dinamiche relazionali e discorsive e a produrre soluzioni ai problemi di interesse collettivo che si affrontano. Dunque, mutando la riflessione buddha è possibile affermare che non si tratta di intellettualizzare le passioni, ma di trovare un amor intellectualis, di non separare la conoscenza dalla passionalità e questo perché si può fare? Perché non si usa una categoria di carattere generale. Se noi in ogni situazione mettiamo in evidenza gli elementi di articolazione, riusciamo a non cadere tra la repressione delle passioni o l'atteggiamento individualistico. Nuovo paragrafo, pagina 87, tra teoresi ed empiria, perfezionamenti al concetto. Riprendendo il discorso da dove l'avevamo iniziato, è possibile ora affermare che la sfera pubblica emerge ed è viva in molte pratiche contemporanee di vita quotidiana e le azioni che prendono forma al suo interno possono produrre effetti dirimenti anche per le strutture stesse della società, come i casi analizzati dimostrano. La sfera pubblica si manifesta anche attraverso forme di un agire sociale non proprio irenico o caratterizzato esclusivamente da razionalità. Irenico significa proficuo, profubo, razionalità discorsiva. D'altronde, come nota Comecoglu, il discorso razionale da solo è inadeguato a rendere conto della vita pubblica. Vari gruppi sociali nella sfera pubblica ricorrono spesso ad altri tipi di espressione per connettere il sociale al politico. Ecco, da quanto analizzato nella sfera pubblica calabrese è possibile affermare che una vitalità della sfera pubblica. Da quello che emerge dai studi calabresi è possibile affermare anche che la sfera pubblica dona visibilità, forza discorsiva e comportamentale, sia razionale che emozionale. Potere di incidere sugli eventi sociali, ossia di attivare e discutere con le istituzioni che detengono il potere decisionale. Da quanto emerge dalla ricerca del caffè, invece, si nota che gli individui continuano ad avvertire la necessità di incontrarsi fisicamente, di interagire, di confrontarsi faccia a faccia per discutere dei problemi di interesse collettivo. La sfera pubblica immediata svolge un ruolo fondamentale per la sua capacità di allargare discorsi e opinioni, aumenta il capitale culturale dei partecipanti perché permette loro di interagire con soggetti fisicamente e culturalmente lontani che diventano risorse per discorsi da costruire. Emblematico in tal senso è il caso Bergamini. Essa svolge così funzione di integrazione, coordinazione e di riflessione. Però non bisogna dimenticare che la sfera pubblica faccia a faccia è quella forma di socialità che emerge spesso nei cosiddetti luoghi terzi, che rivestono quindi nella contemporaneità attuale ruoli fondamentali. Continuano ad essere sia palestre di virtù civiche che luoghi di bellicosità civica e politica, come dimostrano altri studi. Ma assume anche la forma di spazi in cui si impara a vivere in società, si apprendono le pratiche del vivere insieme, ci si informa col dialogo, si apprende la vita in comune, si fa esercizio di razionalità discorsiva, utilizzando ragione ed emozione. Possiamo quindi aggiornare e articolare la definizione di sfera pubblica intendendola come uno spazio discorsivo e relazionale faccia a faccia o mediato, all'interno del quale un insieme di individui agenti, aventi teoricamente uguale diritto di parola e dotati dell'uso di un linguaggio condiviso, discute razionalmente ed emozionalmente, utilizzando modi civili, di questioni per loro rilevanti, o meglio, che per loro acquistano rilevanza specifica. Le questioni affrontate sono pubbliche, o lo diventano, e vengono offerte a un pubblico al cui vaglio intersoggettivo si affidano proposte, soluzioni e interazioni di agire al fine di risolvere il problema o questione di interesse collettivo di cui si discute. Proviamo a spiegare nel dettaglio le caratteristiche di questo aggiornamento della definizione.
Quindi la sfera pubblica ha adesso uno spazio discorsivo e relazionale perché i soggetti, se vogliono entrare a farvi parte, sono costretti ad agire, a partecipare alla conversazione e di conseguenza a relazionarsi con gli altri partecipanti. Lo sono perché sono entrati volontariamente all'interno della sfera pubblica, in quanto si discute di un argomento o problema che tocca i loro interessi, i loro affetti, la loro vita quotidiana. Da questa esperienza si potrebbe poi creare rete tra loro e quindi capitale sociale. D'altronde, come puntualizza Habermas, la sfera pubblica è già una rete per comunicare informazioni e prese di posizioni, insomma opinioni. Per questo motivo definisco tali soggetti agenti, secondo la teoria dei campi di Pierre Bourdieu. Siamo di fronte a un generico insieme di soggetti agenti perché vi sono diverse possibilità di aggregazione. Dal gruppo di Ultras al caffè che iniziano ad organizzare la manifestazione ai partecipanti a un forum in rete, i quali potrebbero condividere nulla tra loro, eccezione della conoscenza della lingua e del programma informatico di interesse per il tema. Gli individui discutono razionalmente ed emozionalmente, come ho cercato di dimostrare, e lo fanno utilizzando maniere civili, ossia si presume che sostengano le loro posizioni argomentandolo con logicità o coerenza o effervescenza emozionale, ma rinunciando comunque a imporre i propri argomenti con la forza fisica. Non si utilizza un'arma da fuoco o contundente per convincere l'altro o il pubblico della fondatezza della propria argomentazione. Tuttavia un minimo di forza virtuale, inteso come potere derivato dal ruolo ricoperto, dal carisma e dalla capacità di leadership detenuta dal soggetto agente, sarà presente. Per questo motivo ritengo che non siano discorsi che avvengono tra pari, come Habermas sosteneva. Basti pensare ad esempio del politico amministratore che discute con i cittadini o al potere reputazionale o mediatico detenuto da un direttore di un giornale, delle dinamiche organizzative di una manifestazione, di un'occupazione, o ancora al carisma del capo Ultras. Per quanto la conversazione possa essere la più uguale possibile in termini di competenze linguistiche e quindi di capitale culturale detenuto, vi è comunque uno squilibrio di status che difficilmente resterà fuori o non peserà e non peserà sull'argomentazione. I discorsi caratterizzanti la sfera pubblica vertono su argomenti quali interessano quell'insieme determinato di persone che prendono parte alla conversazione, solo quell'insieme. Altrimenti si corre il rischio di generare la credenza che soltanto discorsi su argomenti di presunto interesse collettivo costituiscono sfera pubblica e dai quali inoltre si creerebbe un'altrettanta presunta e fuorviante opinione pubblica. Cos'è l'interesse collettivo? La sopravvivenza del pianeta è un argomento che teoricamente potrebbe riguardare l'intera collettività, ma rappresenta un'eccezione perché la maggior parte dei discorsi che vanno a costruire e caratterizzare la sfera pubblica riguardano questioni di interesse specifico esclusivamente per coloro che prendono parte al dialogo. Ad esempio, immagino che la discarica di Celico potrebbe interessare poco a un cittadino dell'Ametino, quasi nulla al mio collega parigino. Fermo restando quindi che la definizione di ciò che è di rilevanza collettiva è ciò che i discorsi pubblici si caricano di stabilire, suggerirei di utilizzare il termine specifica per una maggiore chiarezza. La questione è di rilevanza specifica per e solo per quegli insiemi di individui, nel senso che può influire direttamente sullo svolgimento delle loro pratiche quotidiane, come l'esempio della discarica, e può interessarli in quanto va a toccare temi etici, morali e ambientali che stanno loro a cuore. E quindi funziona da principio, definisce. Quindi per quanto sia necessario tenere presenti tale professionalmente il concetto habermasiano, resta il fatto che esso conserva un forte valore ideale, funziona da principio, definisce il diritto e il dovere dei cittadini di informarsi e discutere e in tal modo di controllare l'operato di chi detiene e gestisce il potere. E di fronte alla sparizione delle copie del giornale in edicola, allo scolamento del sito e poi paventati licenziamenti, si potrebbe agire con indifferenza, stoltamente confortati dal fatto di non essere direttamente interessati all'avvenimento, perché non chiude il mio giornale, non straccio il mio contratto, oppure, quindi sarebbe un individualismo solipsistico, oppure trascinate da forme di valutazione e giudizio ideologiche, si potrebbe non entrare a far parte della sfera pubblica sull'argomento perché si ritiene un bene la chiusura del giornale. Il punto invece è che
che è fondamentale entrare nella sfera pubblica, informarsi e discutere dell'avvenimento perché è qualcosa che riguarda tutti, in quanto tocca valori etici non sostituibili e non barattabili, con prospettive ideologiche e opinioni legate alla propria storia individuale. Nel momento in cui rinunciamo in quanto cittadini a tale diritto-dovere della democrazia potremmo iniziare a scrivere l'epitaffio. Fine, capitolo 3, siamo adesso a pagina 93, capitolo 4. Senso e significato delle emozioni, una teoria. Non si tratta di conservare il passato, ma di realizzare le sue speranze. Adorno. Dopo aver passato in rassegna una serie di eventi che si sono verificati e hanno dato luogo a sfere pubbliche, mi sembra di poter riflettere su quello che definirei un ipotetico ritorno del soggetto all'agone pubblico. Vorrei quindi, in conclusione del volume, provare ad analizzare il passaggio da quello che identificherei come un senso emozionale vissuto a livello soggettivo, e quindi ancora indeterminato, ossia privo di interpretazione di senso, a progetto determinato, razionale, articolato e in significati condivisi, al fine di mettere in atto azioni politico-sociali specifiche. Ma di che tipo di soggetto si parla? Ecco, un soggetto agente che non sposa forme di indifferenza sociale, non abbassa la testa, non accetta lo status quo, non si adegua a un mondo dato per scontato, non si lascia convincere che la visione della realtà sia quella fornita e veicolata dalle classi dominanti. Credo che ciò sia fortemente significativo. Ma anche dalla prospettiva teorica, l'apparire di un tale soggetto sulla scena pubblica conferma alcune teorie recentemente formulate, che vedono il ritorno dell'individuo all'azione in quanto necessitante di riconoscimento per perseguire nel processo infinito della sua formazione, necessitante quindi di intersoggettività. I soggetti è un'esperienza quotidiana che troveremo. È nell'esperienza quotidiana che troveremo una nuova etica che connette la libertà personale con il coinvolgimento con gli altri, e questo persino su una base transnazionale. I soggetti agenti nella sfera pubblica portano avanti proprio un processo riflessivo, o vengono ad esso avvolti soltanto inizialmente in maniera emotiva e quindi inconscia, all'interno del quale mettono in pratica azioni di socializzazione e intersoggettività. Lo rileggo perché non si è capito niente. Allora, i soggetti agenti nella sfera pubblica portano avanti proprio un processo riflessivo, o vengono da esso avvolti soltanto inizialmente in maniera emotiva e quindi inconscia, all'interno del quale mettono in pratica azioni di socializzazione e intersoggettività. È la sfera pubblica che permette loro di farlo, in un certo senso li obbliga. Socializzazione e intersoggettività. È allora possibile, come puntualizza Crespi, pensare a una nuova concezione dell'individuo non più come una unità chiusa in se stessa e animata unicamente da interessi privati e da esigenze di autoaffermazione, bensì come soggetto che nella sua radicale vulnerabilità e nella consapevolezza dei suoi limiti riconosce la sua costituzione, la sua costitutiva relazione con l'altro, e come tale è potenzialmente orientato alla condivisione dei valori comuni e alla solidarietà sociale. Nel caso della collettività che si riunisce nella sfera pubblica, il soggetto diventa consapevole dei suoi limiti, ad esempio non è in grado di tutelare l'interesse comune da solo, riconosce la sua costitutiva relazione con l'altro, perché dell'altrui approvazione ha necessità per portare avanti la sua proposta all'azione, condivide valori comuni e costruisce emozioni di solidarietà, perché è comune l'obiettivo per cui la sfera pubblica in questione prende forma, tutela di un interesse collettivo. Sembrano quindi lontane sia l'individuo blasé di simmeliana memoria, quel soggetto caratteristico della modernità che nulla più sentiva e niente percepiva perché costretto a difendersi dal bombardamento di stimoli tipico delle metropoli moderne, sia quel soggetto postmoderno precipitato in forme di responsabilità e lassismo, indifferenza sociale ed emozionale, quando non anestesia generalizzata e chiusura dei sensi e dell'immaginazione. Questi ultimi erano figli della modernità. Utilizzerei del perfetto anche se con cautela, perché il senso problematico di essa era rappresentato proprio dal nesso tra la povertà dell'emozione e il dominio dell'indifferenza. Sopraffatto dalla tecnica, ecco che il soggetto tendeva a chiudere il suo nucleo emozionale in un santuario
interiore, dimenticandosi di andarla a visitare. Per rispettare i compiti e mansioni assegnatigli, nell'uomo si attenuava la capacità di percepire differenze e sfumature della realtà sociale, si inaridivano così le sue principali fonti di emozione, nel contempo si creava una tendenza ambivalente. La sensibilità si riduceva da una parte a profitto dell'eccitabilità, dall'altra a favore di una sorta di apatia emozionale, di attuttimento delle vibrazioni. L'agire emozionale dell'individuo moderno e postmoderno veniva spesso fuori attraverso azioni della marcata matrice passionale, nelle quali egli diventava o preda di istinti e pulsioni non più controllabili, emozioni in shock, o vittima di un copione emozionale prestabilito e scritto da altri. Parliamo di quelle che definirei emozioni incoscienti, manifestate da soggetti perché costretti a farlo, ma senza avere di esse adeguata consapevolezza. Moltissimi esempi in tal senso vi sono nel passato: il comportamento della folla, la personalità autoritaria, il pubblico dei talk show e reality televisivi, la commercializzazione e la teatralizzazione delle emozioni. Siamo dunque entrati in una nuova fase. Beh, adesso poi c'è la teoria, la leggo dopo. Mi fermo a pagina 96, l'ultima paginetta la leggo fra un po'. Ciao ciao.